Si era messa benissimo perché, come detto, dopo 2 minuti abbiamo trovato il gol, quindi per noi era la situazione ideale. Poi qualche regalino di troppo, un po' di paura, un po' di situazioni un po' particolari e abbiamo preso l'1-1 e là forse abbiamo perso un pochettino di certezze, abbiamo cominciato a fare degli errori incredibili ma solo forse sono errori più di, appunto, il risultato pesava troppo, era troppo importante come partita, uno scontro diretto, sapevamo che non perdere qui era un risultato importante, quindi magari la partita era sentita tanto e poi l'incertezza dell'1-1 su un mezzo errore fatto ci ha un pochettino spaventati, però fortunatamente è andata bene, abbiamo avuto poi la possibilità alla fine con qualche ripartenza in superiorità di poter fare male, però non ce lo meritavamo, devo dire la verità, loro hanno fatto una grande partita, è una squadra che a me piace tanto perché è giovane, perché sa giocare a calcio, è allenata da un allenatore che è veramente bravo, è un giovane e che esprime un grande calcio ed è una gioia giocare contro queste squadre che non pensano solo al risultato ma pensano anche al bel gioco. Oggi ho detto è la finale di Champions perché per noi sono troppo importanti e fortunatamente adesso abbiamo una squadra al completo e ti giri in panchina e vedi che c'è la possibilità di fare dei cambi che ti possono svoltare la partita, abbiamo 25 giocatori che possono dare un grandissimo contributo e quello mi dà gioia, a me interessa quello, che è quello che è mancato nell'ultima parte di campionato dopo i vari addii e che è quello che non ho avuto nelle prime 2 partite di ritorno, perché no, fondamentale già avere questa squadra nelle prime 2 partite di ritorno poteva essere un bel segnale, ma non ci lamentiamo, la società sta facendo grandi sacrifici per farci stare bene, cerchiamo partita dopo partita di poterci togliere qualche piccola soddisfazione e cercare di arrivare al nostro traguardo nel minor tempo possibile. Zerillo settimana scorsa ha avuto una brutta distorsione e forse c'è una piccolissima, non ho capito se è una lesione al menisco o a un legamento, non ho capito bene. Starà via dal campo almeno per 2 o 3 settimane, quindi mi dispiace per lui perché si era ripreso da poco, stava facendo pure molto bene e quindi spero che possa ritornare a darci un grande contributo come stava facendo.